Friuli per la prima giornata del girone B del campionato Under 15. Oggi si affronteranno Panormus e Buon Pastore per aprire le danze di questo campionato che le vedrà tra le favorite del torneo. Andiamo a vedere subito le formazioni in campo, partendo dai padroni di casa. Si schieranno con Romancini tra i pali, poi abbiamo con la numero 13 Isgro Samuele, Di Peri Andrea, Cappello Pietro, Bruno Salvatore, Coppola Riccardo, Cutrone Emanuele, Morena Samuele, Nocito Antonio, Perino Filippo, Giuliano Antonini. Questa è la formazione della Panormus, mentre per quanto concerne gli ospiti abbiamo il Buon Pastore che si schiera con Fiandaca tra i pali, Arcuri sull'out di destra, Di Franco sull'out di sinistra, Tarantino e Cordova centrali di difesa, Cottona a centrocampo insieme a Faulisi e Altezza per quanto riguarda il tridente, Puccio al centro d'attacco, Sciortino con la numero 10 e a completare il reparto Lombardo. Squadre si raccolgono. Pronto per iniziare questo match. Le squadre si schieranno in campo e poi daranno via alle danze di questo torneo. Si attende solamente il fischio del direttore di gara. Buon Pastore Palermo, subito con un lancio lungo da parte dei padroni di casa, la riconquista Lombardo, prova subito un lancio in avanti, cerca ancora di impossessarsi la sfera, Puccio se l'ha un po' allungata, quindi regala fallo laterale ai padroni di casa. Fallo laterale, siamo molto alto qui, Cottone a colpire di testa, ancora Buon Pastore che gioca a metà campo avversaria, palla per Di Franco, prova un colpo di tacco, Lombardo, ma la palla ritorna in possesso dei padroni di casa. Fallo laterale battuto, ancora una volta Di Franco un po' duro nell'intervento, infatti è calcio di punizione a favore della Panormus. Devo estrarre il pallone Coppola, si ricomincia da Di Peri, palla in avanti da parte di Perino, ancora Di Peri, altro lancio, palla in avanti a cercare il proprio attaccante Nocito, attenzione perché c'è una scivolata da parte di Arcuri, tanti uomini dentro l'area di rigore, lontana ancora Di Peri e c'è il contropiede adesso del Buon Pastore, palla di Lombardo a cercare il proprio compagno, poi insiste anche molto bene qui Faulisi, ma il passaggio filtrante non si è concretizzato, si ritorna in possesso di palla per i padroni di casa. Di Peri la gira, attenzione, un po' di rischio sulla pressione di Buon Pastore nella costruzione della Panormus, sempre Di Peri a portare palla, il lancio
controllo da parte di Giuliano, poi si gira da Morena, cambio di gioco che non si concretizza anche qui, un po' di errori tecnici da una parte e dall'altra in questi primi istanti di gara. Fallo laterale, cercare la testa del compagno, ma pallone ancora del Buonpastore. Arcuri pesca questo pallone in mezzo a cercare Puccio, insiste il Buonpastore con questa pressione asfissiante, ma occhio perché la Panormus esce molto bene in questo passaggio indirizzato verso l'attaccante e poi molto bravo ancora Di Peri a colpire. Occhio perché ci potrebbe essere anche un brivido per il portiere, nulla di tutto questo, si rimane ancora sullo 0-0. Batte Fiandaca, palla in avanti, chiude una volta a retroguardia della Panormus. Occhio perché c'è un'occasione per i padroni di casa che insistono, ma la grande risposta di Fiandaca a dire di no. Questa è la prima occasione della partita. C'è un calcio d'angolo adesso a favore del Buonpastore. Vanno a saltare in tanti, solo 2 fuori l'aria, palla dentro, occhio perché l'aveva colpita di testa Cutrona, è riuscito a trovare lo specchio e la porta. Si ripartirà con rinvio al fondo battuta a Fiandaca, si parte dal basso, poi si va direttamente in avanti, questo lancio lungo da parte del numero 4 Tarantino, anche perché il pallone è uscito, se l'è portato fuori qui il giocatore della Panormus. Palla lunga, si rimane ancora nella metà campo del Buonpastore da ormai qualche minuto, è provato a ripartire, la squadra è maglia bianca ma niente da fare, è sempre Panormus, prova ad opporsi qui Di Franco e Conquistanti a calcio e punizione che spezza un po' il ritmo di questo grande inizio da parte della squadra di casa. Si incarica di battere questo lancio lungo Cordova, ma non si concretizza. Prova a insistere il Buonpastore mantenendo il possesso. Arcuri ha provato il pallone in avanti senza trovare il suo riferente nell'out di destra che è Shortino, però comunque fallo laterale a favore dei bianchi e quindi si prova a imbastire qualcosa. Palla corta, vanno a scambiare i due dell'out di destra, lancio lungo ottimale ma non per Nocito. Arcuri, fatto sempre lui il fallo laterale. Adesso è il pallone della Panormus, pallone in avanti, si estreggia molto bene qui Giuliano, bravo, ha fatto fallo, quindi è calcio di punizione a favore del Buonpastore. Batte Tarantino, cercare direttamente Puccio in avanti, colpo di testa e può rivelarsi interessante per Cottone, ma ancora si lotta in mezzo al campo, arriva anche nella lotta Lombardo, alla fine chiude in fallo laterale quest'ultimo con lo sotto sulle spalle. Fallo laterale a favore della Panormus. Batte Cappello, capitano di questa squadra. Stoppo di petto. Cutrona gira il pallone al compagno, anche perché rischia un po' Bruno, ma riesce ad avanzare. Bravo! Ottima scivolata da parte dell'11 del Buonpastore, ma il possesso rimane per i padroni di casa. Chiuso in fallo laterale. Spizzata di testa, occhio perché si può creare un brivido. Lombardo adesso deve spazzare, il possesso rimane della Panormus. Di Peri si allunga un po' il pallone, dura l'entrata da parte di Lombardo sul pallone, però ancora insiste la Panormus. Il pallone girato da Esgrove che non trova un destinatario, il pallone viene concesso adesso alla squadra oggi che gioca in trasferta, cioè il Buonpastore. Fallo
fallo laterale battuto, non riesce ad approfittarne qui Faulisi. È sempre Arcuri a batterli, specialmente se quello che riguarda la fascia destra. Arcuri cerca questo pallone in mezzo, lo lotta anche Cottone. Insiste adesso la Panormus, pallone interessante dalla parte di Lombardo che non riesce però ad arrivarci. Regna l'equilibrio adesso. Cercato Isgro che non controlla, allora può insistere con la pressione alta. Buon Pastore, fallo laterale adesso, batte Di Franco. Però un colpo di testa del compagno. Si tratta ovviamente di Faulisi con l'auto sulle spalle, ma adesso il fallo laterale è molto più avanzato, quindi si può fare qualcosa. Faulisi c'è Lombardo a ricevere, non gli dà lo scarico, allora può ripartire la squadra di casa. Il lancio lungo da parte di Sgro, chiude tutto, anche molto bene Tarantino. Il lancio dà più di un brivido alla retroguardia alla Panormus, ma alla fine chiude tutto l'estremo difensore che va al lancio lungo, colpo di testa sulla partita, prova ad alzarsi almeno di intensità. Altro lancio, stavolta un po' smorzato, sempre da parte di Tarantino. Siamo dall'altra parte adesso, fallo laterale battuto, va al cambio di gioco a Shortino, almeno questo è il tentativo, ma ancora tra le braccia del portiere Di Peri, gira dall'altra parte, prova ad avanzare adesso la Panormus, manca l'intercetto Shortino, avanzano ancora i giocatori in maglia nera. Occhio perché c'è una bella progressione qui da parte del numero 3 la Panormus, Bruno, ma viene intercettata la sua falcata singola, quindi vediamo di chi sarà il fallo laterale della squadra ospite. Adesso viene un po' combattuta, Faulisi va giù ma non c'è fallo, però anche un dribbling, il dribbling è qui il 10 della Panormus, lotta poi prova ad allontanare anche Arcuri, senza esito. Di Peri va alla verticalizzazione in avanti, palla alta, c'è un rimpallo, insiste la Panormus con Giuliano, palla Cutrona. Occhio perché prova a metterla in mezzo, Nocito lotta ma il pallone gli viene rotto. Adesso la Panormus è molto alta, proprio questa conclusione da fuori, Bruno si trova allo specchio alla porta. Palla in avanti, mancato l'intervento di Peri, un po' timido e poi riesce a spassare. Fallo laterale a favore della Buon Pastore, batte Di Franco, colpo di testa, Faulisi riesce a liberarsene, poi Di Peri va di testa, si sta ancora la Panormus, pallone in avanti, intercetta molto bene qui Tarantino, chiudendo un calcio d'angolo. Questa palla potrebbe essere interessante a favore della squadra di casa. Tutto pronto per questo calcio d'angolo. Parte, colpo di testa da parte di Nocito che non riesce però a impattare bene il pallone e allora riparte il Buon Pastore con Faulisi, ancora il numero 8 che cerca Lombardo, oggi servito molto male dai compagni. Faulisi insiste cercando di uscire alla media quanto riguarda la tecnica in mezzo al campo. Tarantino ancora molto bravo a chiudere, insiste però la Panormus, pallone pescato in mezzo, poteva trovare più spazio Cutrona, adesso tenta di allontanare la sfera alla squadra ospite, in scivolata Lombardo, poi prova ad uscire ma viene messo giù qui altezza, adesso il pallone viene spazzato e si ricomincia da Romancini.
Peri, va al lancio, stop, lo mette giù, prova anche ad andare via, qui Giuliano, senza risultato, occhio perché può essere pescato anche molto bene Puccio in profondità, ci deve credere qui il numero 9, forse non ci ha creduto abbastanza anche il resto della squadra, occhio perché adesso l'ha riconquistata Altezza prova ad avanzare, perso anche lui la palla, occhio perché ha questo retropassaggio nei confronti del portiere di cui si poteva approfittarne, altra palla in avanti, sta attaccando adesso il Buon Pastore, pallone che finisce via dal fondo, Mancini preferisce partire da dietro la squadra di casa, Coppola va in avanti a cercare Bruno, stacco di testa da parte di Giuliano che adesso insiste, poi perde il pallone, allontana Tarantino, può tentare il cambio di gioco qui, occhio perché non l'ha controllata benissimo Morena, insiste la Panormus, questa palla in avanti però un po' sbilanciata e allora si ricomincia questo fallo laterale a favore del Buon Pastore, occhio perché è una grandissima occasione per Faulisi che trova il gol del vantaggio, Faulisi 1-0 per la squadra ospite, il Buon Pastore adesso è in vantaggio 1-0. Il gol di Faulisi, saputo approfittare bene della distanza tra i reparti all'interno della Panormus, grande costruzione della manovra da parte del Buon Pastore, saputo imbucare Faulisi, che non ha sbagliato davanti al portiere, adesso occhio perché adesso il Buon Pastore è in forma, Lombardo viene messo giù, calcio di punizione dal limite, occhio perché la Panormus un po' in bambola, è andata a vuoto, la scivolata di Di Peri, ne ha approfittato Lombardo, anche c'è un cartellino giallo credo ai danni del capitano Cappello, tanto andrà alla battuta di questo calcio di punizione shortino, vediamo se andrà direttamente in porta, nel frattempo l'estremo difensore della Panormus costruisce la sua barriera a difesa della porta. Quanti uomini schiererà? Se 3 o 4? Shortino va direttamente in porta, ci deve mettere i guanti qui Romancini, era insidiosa questa palla nonostante non avesse preso molta colazione. Si prepara la battuta di questo calcio d'angolo il Buon Pastore che al momento conduce la gara 1-0 con il gol di Faulisi. Pronta la battuta ancora Shortino, andrà col destro, cross in mezzo anche molto buono, ne però approfitta Tarantino, nessuno arriva sul pallone da parte dei bianchi, riesce a spazzare la Panormus, occhio perché adesso Coppola deve andare via, Coppola lotta, occhio perché forse già munito, intanto l'arbitro dice che c'è il vantaggio, parte il contropiede dei neri, il lancio lungo ma Tarantino tiene alta la squadra, ottimo atteggiamento da parte della squadra ospite, non c'è fallo di mani per il direttore di gara, colpo di testa in avanti, adesso la partita rischia un po' di sporcarsi con questi campanili, occhio perché Tarantino ha rischiato un po' con questo colpo di testa, ennesimo della partita, quello di Cottone, adesso finisce questa serie continua, laterale, prova a allontanare Altezza, Panormus stesso prova a reagire, niente da fare, Di Peri non è riuscito ad andare nell'anticipo, Puccio tecnicamente molto bravo, gira per Lombardo, occhio perché rischia di aver preso una palla velenosa Puccio, Cottone prova ad andare in avanti, non c'è deviazione, Di Peri,
atterrato qui l'autore dell'1-0, Polisi. Coppola rischia un po', adesso è ammonito, rischia parecchio adesso. Fatti tu! Vai giocare! Dietro! Batte di Franco. Va al lancio lungo, cercare a secondo palo qui. Occhio perché Shortino aveva una grande occasione tra i piedi, è stato molto bravo Romancini a prenderlo in anticipo. Tiene alti i suoi ancora una volta. Lotta un po' qui Puccio, ma viene messo giù. Adesso batterà questo calcio di punizione. Va a Cordova, il lancio lungo a cercare Puccio, ma il pallone viene intercettato. Palla in avanti alla Panormus, prova a inserirsi, adesso qui l'11 della Panormus, ma chiude tutto. Cordova ancora, si lotta adesso dentro l'area di rigore. Qui nera, ma l'ha persa la palla, lotta Lombardo, insiste in mezzo a due, ancora Lombardo, viene messo giù. Sembra abbastanza netto questo calcio di punizione, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Di Franco con questo fallo laterale in avanti, prova ad uscire adesso la Panormus, anche di qualità. Puccio, pallone girato dall'altra parte, Bruno avanza a cercare il compagno in avanti, ma niente da fare, il pallone è ancora suo, scorre fuori, quindi è fallo laterale. Palla in avanti, adesso qui la Panormus uscire palla al piede, ma occhio al buon pastore, Faulisi da terra, insiste Faulisi, non ha voglia di perdere questa palla al buon pastore, la si tiene alto, allontana Coppola, il pallone è un po' svirgolato, quindi non è uscito. Cottone gira dall'altra parte, Shortino, occhio, alza un po' troppo la gamba qui Sgro, è rimasto infatti giù, ma c'è un contropiede di Franco, è entrato dentro l'area il terzino e poi Cottone la mette fuori per... questo gioco è fermo, Sgro è rimasto giù. Spostati! Adesso si è rialzato. Basta! Coppola. Di Franco. Dato al lancio lungo, quasi a restituire nuovamente il pallone alla Panormus. Occhio perché Di Peri rischia sulla pressione di Faulisi. Poi di pali esce molto bene la Panormus. Porta palla Coppola, va in avanti a cercare Giuliano. La riconquista ancora una volta Faulisi. Cottone va in avanti a cercare Puccio. Occhio perché sbuca alle spalle Lombardo, ma era in posizione irregolare. Si ha segnalato l'arbitro il fuorigioco ai danni del buon pastore. La Panormus è ripartita da qui. Cappello perde ancora palla, Shortino si appoggia dall'altra parte, Puccio insiste, ricomincia d'altezza, giostra molto bene la palla adesso il buon pastore, non si capisce con Puccio. Colpo di testa mancato da parte di Shortino, lo centra invece Cottone che trova Puccio, occhio perché ha fatto rimbalzare il pallone, insiste Shortino, Puccio anche fatica a liberarsi della sfera la Panormus, alla fine conquista a calcio di punizione quest'ultima, si ripartirà col lancio, comunque la battuta di questo calcio di punizione parte di Perino, chiede legittima distanza per la battuta. Va a lungo, anche non troppo,
trova solamente maglie bianche e può ripartire. Buon Pastore anche posizionato abbastanza bene. Occhio perché sta arrivando Di Franco, molto convinto di prenderla, è andato giù Isgro, però non è uscito. Cottone trova molto bene Lombardo che prova ad andare via, ma trova un Di Peri molto convinto che riesce a metterla in fallo laterale. Rimane alto il Buon Pastore adesso. Palla in mezzo a parte di Franco che non riesce a tenere il pallone in gioco, finito alle spalle della porta della Panormus, e si ricomincia ancora una volta da Romancini. Di Peri, Romancini indirizza sulla sinistra questa palla, occhio perché rischia un po' qui Bruno. Alla fine il pallone è per giocatori in maglia nera. Palla su, cerca un colpo di testa, Cutrona si lotta in mezzo al campo, palla adesso filtrante, respinta Tarantino, Puccio mette giù, Puccio allontana bene Di Peri, ma il pallone è ancora del Buon Pastore, e allora Di Franco si guarda intorno, va a lungo a cercare Lombardo, occhio perché sbuca le spalle di Coppola deve stare molto attento che è già ammonito, messo giù Lombardo, ma il direttore di gara dice che si può giocare, anche qui ci serve qualcosa da rivedere sulla scelta. Coppola non la spizza qui il 7 della Panormus, e allora Puccio lotta con Coppola. Cutrona palla in avanti da parte di Shortino, intercettata da quelli del Buon Pastore. Occhio perché Favolisi rischiato un po', troppi palloni alti, l'ennesimo, quello di altezza che la rilancia direttamente verso il portiere. Mancini, Di Peri in avanti, Coppola porta palla libero di gestire il gioco, ma ha colpito il direttore di gara e quindi la palla sarà restituita. Coppola la gioca subito, ma forse il direttore di gara non è dello stesso avviso. Di Peri, palla a memoria nella direzione di Capello, che ha perso il controllo di Franco. Palla in avanti, lotta Favolisi, è facile per Di Peri, ma occhio perché c'è Di Peri, c'è Favolisi da quelle parti. Prova ad uscire, palla al piede, ci riesce in qualche modo, è solo la squadra di casa a reagire. Cutrona gira palla, occhio perché qui è mancato la conclusione Giuliano, poteva concretizzarsi meglio questa occasione, a colpo di testa lotta adesso Buon Pastore, pallone stato questo campanile, lotta anche Lombardo, scontro tra numeri 7, sta arrivando anche Di Franco che allontana Capello, spalla alla porta, ancora Capello prova a girarsi, Di Franco lo trattiene, Capello insiste, serie di falli a catena, alla fine l'ultimo è stato causato dal giocatore del Buon Pastore. Secondo Sembra la battuta Giuliano tra Mancino. Il portiere non era ben posizionato, proprio questa conclusione a sorpresa ha cercato appunto di sorprendere l'estremo difensore Fiandaca, pallone totalmente svirgolato alla retroguardia del Buon Pastore che regala appunto dietro. fallo laterale alla Panormus. Capello bene avanti con questo fallo laterale, lotta un po' Tarantino, viene strattonato, pallone viene messo in mezzo senza un vero destinatario.
si ripartirà con questo rinvio al fondo a favore del Buonpastore. Ricordiamo che il risultato è fermo sull'1-0, gol di Faulisi in questo primo tempo. Intanto pallone in avanti, intercettato molto bene d'altezza se stesso nel palleggio. Il Buonpastore ha provato ad andare in avanti, Arcuri si gira dall'altra parte, Isgro troppi e attorno, Cottone allontana, era un po' basso di baricentro, il Buonpastore allora fatica a ripartire. Pallone in avanti, il colpo di testa, anzi più che di testa di piede di Arcuri, che si fa laterale. Palla lunga, cercare lo scatto di Puccio, occhio perché deve stare molto attento qui il centro della Panormus. Retropassaggio per il portiere che allontana con il piede, è un regalo però per Sciortino, gliel'appoggia Faulisi, Sciortino la tiene in campo, Puccio non ci ha creduto. Verticalizzazione a cercare attenti i compagni in avanti, Isgro aspetta che salga Coppola, intanto il pallone invece è in verticale, occhio perché ha fatto una follia il portiere, brivido per il Buonpastore. L'ha salvata Tarantino. Palla in mezzo, Lombardo allontana adesso il Buonpastore un po' troppo schiacciato, Di Peri, Capello messo giù, Faulisi, non c'è niente per il direttore di gara. Va a Capello, palla a cercare Morena, insiste adesso la Panormus, spazza la difesa, ancora Capello, Di Peri va a lungo in avanti, pallone allontanato. Perino, Lever Bruno, si sta ancora qui la Panormus, la conclusione da parte di Nocito è stata deviata e quindi sarà un altro calcio d'angolo negli animi. Adesso ci prova la Panormus, vuole questo pareggio, allora andrà con solo due uomini fuori l'aria, palla dentro per poco e poi conclusione di Isgro che finisce fuori. Ci sta credendo la Panormus, se il Buonpastore deve ritrovare un po' di brillantezza nell'uscire nel proprio terzo di campo, altrimenti rischierà di fare molta fatica. Tanto pallone spazzato da Di Peri, allontana a sua volta Tarantino, palla in avanti, controlla Perino, palla allontanata, chiude tutto Arcuri, sempre Panormus, palla a cercare Nocito, sponda per Giuliano, insiste anche Morena, molto in propensione offensiva su sta Panormus, il lancio a cercare Giuliano che non riesce a tenerla in campo e fa gol nella porta sbagliata. Batta corto, lancio lungo a cercare Faulisi che viene atterrato da Coppola ed è calcio di punizione fuori al Buonpastore, e questo dà respiro ai giocatori ospiti, erano in sofferenza. Va al lancio Cordova, spinto dalla retroguardia corrispondente, intanto c'è un fallo di mano ai danni al Buonpastore. Morena va al lancio lungo a cercare Capello, il direttore chiede di giocare con la palla ferma, sembra una richiesta legittima secondo il regolamento.
stato Annocito che ha provato un tacco poi improvvisato, senza complicato da ricevere. Occhio perché deve rilanciare in avanti l'esterno difesa della Palermo, si mette giù Lombardo, c'è un altro fallo di mano, adesso ci potrebbe essere qualche dubbio. Samu, comincia a salire, le partite qua. 33 sul cronometro, batte Di Peri. Palla un po' defilata, rischia un po' adesso un Pastore che riesce a liberarsi della sfera, colpo di testa, è partito Faulisi, c'è Puccio defilato, Puccio chiuso a Di Peri, ma ancora in posto di palla il numero 9 che si gira molto bene, ancora Puccio che cade completamente da solo, infatti si dispera per l'occasione mancata, colpo di testa in avanti, adesso sale la Panormus ma chiude tutto Cordova, occhio perché Tarantino gli sbattuta il palla addosso, Nocito, gira questo pallone, Capello la mette in mezzo, cerca un controllo dentro l'area di rigore, ancora una volta Nocito, insiste la Panormus di personalità, adesso la squadra di casa, pallone in mezzo a cercare un colpo di testa, occhio perché era finito direttamente tra i piedi di Cutrona che avrebbe potuto calciare, ma il direttore di gara ha fermato tutto per un contatto dentro l'area, Avanza, avanza, ovviamente in attacco. Pronto al rinvio, palla a cercare Shortino che riesce a tenerla in gioco, certo primi movimenti tra le panchine, sicuramente per quello del Buonpastore, allontana Tarantino, Shortino, altezza, a girarla in avanti, niente da fare, ancora Shortino a spararla su, un po' defilato Puccio, intanto il direttore di gara dice che ci sarà un minuto da recuperare e poi decreterà la fine di questo primo tempo che al momento ha dato qualche espressione di emozione da una parte e dall'altra, forse è più Buonpastore da quel punto di vista, specialmente all'inizio, poi diciamo che ha regnato l'equilibrio, è anche uscita un po' la Panormus, ha sfiorato un paio di occasioni il pareggio, diciamo che il risultato è abbastanza giusto. Bravo, dai! Colpo di testa, Cottone, messo giù, c'è calcio di punizione, quindi ci potrebbe essere un'occasione per gli ospiti anche di includere questo primo tempo in attacco. Shortino dentro la battuta, va al lancio, palla in mezzo a cercare Lombardo, occhio perché Capello deve farla scorrere e fa così, finisce la prima frazione di gioco, 1-0, Buonpastore.
tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo tra Buon Pastore e Panormus. Al momento conducono i giocatori ospiti con il vantaggio di 1-0 siglato da Faulisi. 1-0 il risultato, batte la squadra che conduce. C'è stato un cambio tra le file degli ospiti, è uscito Puccio. La partita è iniziata. Arcuri va subito in avanti a cercare Faulisi, chiude in fine volto Coppola, ha cercato il proprio centravanti a squadra ospite, allontana Tarantino, batterà questo fallo laterale Bruno. Chiude tutto Tarantino, insiste adesso la Panormus, batte questo fallo laterale Bruno, colpo di testa un po' timido da parte di Morena, pallone chiuso ancora una volta in fallo laterale, insiste sempre Bruno, va in mezzo a cercare un colpo di testa, occasione per la Panormus, allontanata Lombardo, e allora Coppola si va dall'altra parte, Capello perde il contrasto con Lombardo, ancora il capitano della Panormus cerca una sponda con Isgro, il pallone finisce direttamente al 13, ancora Isgro che insiste, occhio perché rischia un po' altezza, ma riesce ad uscirne anche molto bene il Buon Pastore, pallone in avanti chiuso da Di Peri, provato a ripartire Pastore dopo un primo minuto in difficoltà, esiste Lombardo, colpisce Capello, occhio perché il pallone sta finendo direttamente tra le parti di Sciortino che adesso insiste, girati, esce molto bene, palla al piede e poi va a lancio lungo direttamente alla retroguardia del Buon Pastore, occasione per la Panormus, ma la grande risposta da parte di Fiandaca che è riuscito a intercettare la conclusione di Marchese appena subentrato. Tanto Isgro rinuncia al salto, cosa che non fa invece Morena, versi duelli in mezzo al campo, esce bene Coppola con pulizia, gira dall'altra parte per Capello, riparte la Panormus e va al lancio ancora a cercare Marchese, riesce ad uscire adesso il Buon Pastore, Capello, pallone dall'altra parte a trovare direttamente Bruno, uscito male qui il terzino al Buon Pastore, chiude invece altezza e concede calcio d'angolo agli avversari, tratta più convinta adesso squadra di casa, tutto pronto per il corner, palla in mezzo, occhio perché era una grandissima occasione di Perino, cato contento con il gol veramente di un nulla, adesso torna nella sua linea difensiva. Costruisce al basso Tarantino, occhio perché il lancio è stato intercettato da Marchese, si riparte nel medesimo modo. Sempre Fiandaca, poi dall'altra parte non
riesce ad uscire Di Franco, rimane alta la Panormus, palla in mezzo, colpo di testo di Sgro, occasione per Marchese, è uscito l'estremo difensore, ci ha messo la mano ancora, però Capello è altissimo, il baricentro della Panormus, Coppola gira dall'altra parte, cross in mezzo a cercare ancora una volta Marchese, prova a ripartire se buon pastore e lancia in avanti da parte di Polisi. Pallone messo in mezzo, Marchese deve lottare a lontana altezza per la conclusione di Sgro, che non finisce tanto lontano dalla porta di questa da Fiandaca. Tarantino, Arcuri allontana, insiste Coppola, ma non riesce però ad uscire la Panormus in avanti. Gira Cottone, siamo dall'altra parte con Di Franco, impreciso nei confronti di Lombardo, il fallatore adesso è della Panormus, batte Capello, va a cercare direttamente Nocito, Marchese è abbastanza defilato da metterla in mezzo, a cercare nuovamente Nocito, ottimo il colpo di testa partita Tarantino, però insiste la Panormus, occhio che poteva approfittarne qui. Coppola si gira dall'altra parte per Lombardo però direttamente la conclusione in porta, facile per Romancini. Gira dall'altra parte, Coppola, Capello, ricomincia, insiste molto bene qui, Dai, di più! Dai! Shortino, sul laterale battuto da Bruno, Bravo! colpo di testa, falloso, Dai! giocatore in maglia bianca, allora andrà alla battuta Perino, va col mancino, Tarantino chiude molto bene di mestiere, pallone in mezzo, occhio che può calciare numero 18 San Filippo, ma c'è un contatto entro l'area di rigore, non segnala nulla il direttore di gara. Le proteste della squadra di casa adesso si fanno sentire, ma non c'è nulla per l'arbitro. Adesso si alza la pressione di Marchese, rischia Tarantino, riesce ad uscire in qualche modo con la Panormus, non riesce a tenerla in campo Bruno. Occhio perché il direttore di gara ha fermato un attimo il gioco, ci sarà una sostituzione ad uscire, sarà Arcuri. Quindi c'è un cambio di terzino, palla in avanti, parte di Bruno, rischia Tarantino, Marchese può calciare, Marchese ha messo giù e anche qui ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. Ci sono stati 2 contatti dubbi all'interno dell'area di rigore avversaria. Tanto altri cambi. Ad uscire sarà Morena. Entra con la numero 15 Marino. Va a inserirsi nel centrocampo della Panormus. Forse addirittura un tridente. Vediamo come si regola adesso la squadra di casa. Poi in avanti Di Franco accelera, palla in verticale a cercare Faulisi.
Faulisi abbastanza defilato, chiude tutti di peri, ma ancora Faulisi che insiste e c'è un calcio Ma che di punizione in attacco. Romancini riesce a costruzione al basso a Panormus, rischiando però. Occhio, calcia a monte la parata di Romancini, provate a reagire adesso. Buon Pastore dopo un inizio difficile. Apri le braccia, Pie. Andrà a battere questo calcio d'angolo shortino. Va in mezzo, un po' di testa. Concretizzato, la rimette in mezzo però shortino. Prova la sforbiciata qui Tarantino, ma insiste con la pressione Buon Pastore. Esce molto bene la Panormus, Marchese l'ha perso la sfera, l'ha allontanata molto bene Cutrona. Cordova, scusate. Di Franco, dalla lunga, colpo di testa di Marchese, prova ad approfittarne qui Nocito, ma copre molto bene Cordova in questo intervento. Si va dall'altra parte, Capello, ma con le mani in mezzo allontana Cottone, ma occhio perché c'è un'occasione per la Panormus, il pallone un momento allontanato direttamente alla bandierina, vediamo se resterà a calcio d'angolo o fallo laterale. Intanto vediamo che se ne incarica Sgro, sarà angolo, batte Sgro, pallone in mezzo dall'altra parte, occhio perché è sbucato Marchese, l'ha tenuta in gioco Di Peri, ma è facile per Fiandaca. Va lunga adesso, andrei d'anticipo se riuscissi Monte, e allora pallone ancora ribattuto, Oppola non riesce a giocarla tra i compagni, invece sì. Occhio perché Marchese è sbucato alle spalle della difesa, altra grande uscita da parte di Fiandaca, in questo momento si sta mostrando decisivo con questi piccoli interventi. Bravo Pep! Poi Teacco, ma non concretizzato ancora in avanti, va la Panormus, prova a approfittarne qui Nocito, insiste la Panormus, può calciare Marino, pallone ancora dentro l'area di rigore e poi Bruno la spazza lunga. Occhio perché forse si può ancora tenere in gioco questo pallone, è proprio così, Nocito gioca dietro, il pallone un po' impacciato in avanti, non riesce a concretizzare le occasioni. Bruno lunga, colpo di testa in avanti da parte di Franco, Lombardo si estragge molto bene col pallone, lascia andare, vediamo se il pallone rimane in campo, poi Capello gliela tira addosso e conquista fallo laterale. Perché adesso il pallone finisce in mezzo, di testa, con coraggio il portiere adesso il Buon Pastore, Coppola la rimette in mezzo, ci sta provando in ogni modo la Panormus, Fauli si allontana, Capello esce molto bene Faulisi, l'autore dell'1-0, pallone in profondità, Di Peri deve proteggere l'uscita del suo portiere, beffato qui Romancini, ma niente da fare, il pallone non è uscito, non è uscito ai danni del Buon Pastore, quindi il pallone dei bianchi. Lombardo, conclusione che viene dentro l'area, va a insistere ancora la squadra ospite, si stringe un po' troppo qui Marino, rischia, passaggio male, fallo laterale, palla dentro, prova a sbucare via Faulisi, molto bene Faulisi, voleva un fallo di mani, ma niente da fare, siamo subito dall'altra parte, il lancio lungo a cercare Marchese, esce molto bene l'estremo difensore del Buon Pastore che andrà direttamente al rilancio, lotta San Filippo, il pallone è ancora una volta di Fiandaca. Fiandaca lungo,
per un colpo di testa intercetta. Molto bene Pierino. Occhio. Ha aspettato un po' troppo qui il 18 del Buon Pastore, doveva attaccare meglio la profondità, ma i bianchi sono ancora lì. Faulisi, ancora di qualità. Pallone in avanti, potrebbe rivelarsi interessante, ma però Mancini, un tempismo, è riuscito a farla sua la sfera. Colpo di testa all'indietro che rischia un po'. Cordova, adesso il Buon Pastore deve rintanarsi nella sua area di rigore perché sta arrivando con tanti uomini a Panormus. Capello, palla in mezzo, ci sono solo maglie bianche. Occhio perché può calciare dal limite, niente da fare anche per Marino. Tiene alti i suoi peri, ma c'è poco da fare per Isgro. Il pallone è finito sul fondo, batte Fiandaca. Occhio perché Tarantino deve allontanare questa palla, ci sono solo maglie nere. Occasione per la Panormus. Occhio qui, insiste adesso la squadra di casa, ma riesce ad uscire il Buon Pastore. Non ci ha creduto più di tanto Faulisi, siamo ancora dall'altra parte, c'è la Marchese che era sbucata alle spalle dei difensori. C'è qualche dubbio su questo fuorigioco. Dai, fa di più! Vai! Non ci crede, non è la Panormus. Il tempo c'è. Tarantino va dall'altra parte a cercare Di Franco che non controlla bene, allora il pallone finisce in fallo laterale a favore della Panormus che ha tutte le intenzioni del mondo di andarsi a prendere questa partita. Pallone in avanti, mette giù, insiste adesso col possesso Faulisi, viene anche colpito forse. Capello, palla in mezzo, colpo di testa, partino uscito, pescato Marchese in profondità, lotta Tarantino, poi è uscito malissimo qui il portiere ma non c'è niente. Anche stavolta qui ci sono altri dubbi sulla scelta. Uscito scivolata. Andaka. Palla in mezzo adesso, insiste Panormus, non è uscito, ha provato la coordinazione in area, poi con baricentro alto, tanti giocatori a metà campo per sé, la Panormus insiste. E poi c'è calcio, punizione, fallo in attacco a favore del Buon Pastore, che può respirare adesso. Personalità adesso, ancora Di Franco, messo giù, non c'è niente, lascia correre il direttore di gara. Messo giù adesso la Panormus. Capello, bello 1-2, almeno il tentativo con San Filippo ma non si è concretizzato, allora fallo laterale a favore del Buon Pastore. Cottone rischia sulla pressione uscito, c'è fallo ai danni del capitano del Buon Pastore. Si è preso anche il giallo, il numero 9. Sei proteste hanno portato al cartellino giallo. Batte Di Franco. Entra dentro!
andrà Cordova. Protagonista! Onestamente sta facendo per lo suo. Qua gira per via. Sta facendo. Palla dentro, c'è un po' troppo fuori l'aria. Ora allontana Capello. Va bene, va bene! Cottone. Trovato il lancio lungo. Senza destinatario. Vai, di più! Corri! Di Franco. Di Peri. Rischia un po' sulla pressione avversaria. Insiste. Un Pastore con questo pallone in mezzo. Da parte di Lombardo. Non è riuscito ad arrivare, ma sarà calcio d'angolo. Occasione per chiuderla. Il buon Pastore. Palla dentro, allontanata. Palla retroguardia in maglia nera. Faulisi. Ne ha due addosso. Riesce ad andare via, mi viene colpito duramente. Però non c'è calcio di punizione, sarà solo fallo laterale. Palla un po' defilata, ma sarà ancora angolo. Sarà ancora una volta Tarantino. Pronto il calcio d'angolo. In mezzo a cercare Cottone. Doppio colpo di testa da parte di quella palla. Super allontanato a cercare Marchese. Occhio che può andare in profondità. Marchese lottare con la Bianca. Sarà calcio d'angolo. C'è Sguero tutto solo. Potrebbe anche calciare da lì. Un po' timido nella scelta e alla fine sarà fallo laterale per il buon Pastore. Laterale battuto, colpo di testa e ancora il buon Pastore. Intanto c'è un'altra sostituzione, casa Panormus. Ad uscire e Bruno entra con la numero 16 Presti Giacomo. Fatti 10 minuti, dai, non fa niente, dai due gambe. Dai, non fa niente. Va in avanti. Dai. Sì, stesso il buon Pastore. Forte, mano forte. La Bianca. Cercare in mezzo Faulisi, colpo di testa. Marino un po' riuscito a comprendere Faulisi dall'altra parte. Rossi in mezzo. La sforbiciata qui da parte di Faulisi che stava trovando la doppietta. Questa grande acrobazia, ma niente da fare. Lancio lungo. Palla in avanti. Faulisi ancora una volta. Espirato Faulisi. E poi ha cercato direttamente il compagno. Questo tocco sta dando show. E di Peri. Lombardo un po' troppo carico forse nell'uscire. Avanza San Filippo, viene atterrato. Vediamo se esce un cartellino Girati! per queste proteste, ma sarà sempre calcio di punizione a favore della Panormus. Capello pronto la battuta, vediamo. No, non sarà lui a battere. C'è un altro cambio da parte del buon Pastore.
palla battuta, ma occhio che a calcio d'angolo l'ha toccata. Qui il portiere Fiandaca è uscito a levarla all'angolo, grandissima occasione per la Panormus. Attacca la porta! Weisgro, il mancino, palla dentro e alla fine il gol del pareggio della Panormus. Incredibile, questo colpo di testa sul finale ce l'ha fatta alla fine la squadra di casa a riprenderla. Dai che non c'è niente, forza, dai che non c'è niente. Col Fiorniato da Perino 1-1. Ci ha provato in tutti i modi la Panormus, adesso vuole anche il vantaggio. Occasione per Nocito in mezzo, occhio perché altezza è invece scivolato, vediamo se sarà angolo, invece sì, il blockout stesso del Buon Pastore. Ci crede la Panormus, vuole questo vantaggio. Meno di 5 dalla fine, palla dentro, altro corner. Colpo di testa di Marchese, Di Peri prova a tenerla in campo, vediamo se ci è riuscito, invece no perché non c'è bisogno, sarà ancora angolo. Si chiede a Isgro di andarla a battere. Ci potrebbe essere un replay di quello che è successo poco fa. Va Isgro, palla dentro, altro colpo di testa, sempre Di Perino, poteva trovare la doppietta nel giro di pochi minuti. Soprattutto allo stesso modo, rinvio al fondo e anche sostituzione per il Buon Pastore per bloccare un po' di ritmo alla Panormus che in questo momento sembra inarrestabile, lascia altezza. Un po' anonimo da parte della Panormus, parti lampi, le giocate di Faulisi, quello di collettivo c'è stato veramente poco. La Panormus l'ha meritato tutto questo pareggio. Adesso non escludiamo in questi ultimi minuti di gara cercare anche il gol dei 3 punti. Cottone intanto gira questo pallone ma in modo impreciso, quindi sarà fa laterale. Capello, palla in avanti, Nocito. Insiste il 9, ancora Nocito, ne ha 2 addosso, ne diventano 3. Non riesco a levare il pallone, lui prova questo passaggio dentro e c'è stata deviazione, ancora calcio d'angolo. Batterà Isgro. Isgro, cross dentro, pallone per Di Peri che colpisce di testa, di un nulla fuori. Gli uomini più pericolosi al momento sono i centrali della difesa della Panormus con questi calci d'angolo. Forse c'è l'ennesima sostituzione alla partita del Buon Pastore. Uscito shortino tra il numero 19. Va al rinvio al fondo di Fiandaca, vediamo se giocherà a corto, proprio così, pallone lungo a cercare, tra appena subentrato Faulisi, niente, non riesce a intercettare, Buon Pastore è fuori dalla partita, pallone indirizzato da parte di Marchese, occhio, un brivido regalato da Fiandaca, in 2 tempi la fa sua, va al rinvio lungo, cercare un compagno ma è sempre maglie nere, Marchese si distragge molto bene, può calciare, invece preferisce metterla in mezzo, 8 occasioni per la Panormus, Marino insiste, ancora Isgro, prova ad uscire il Buon Pastore con Faulisi, che la tiene in gioco, Faulisi, pesca i suoi in avanti, chiude tutto l'autore dell'1-1,
palla in avanti, adesso il buon pastore prova a reagire dall'altra parte. Di Franco accelera, ancora Di Franco, palla in verticale, provata un'azione personale e il 2-1 del buon pastore dal nulla nel momento migliore della Panormus. Il buon pastore è in vantaggio. Incredibile lampo, ma tutto grazie alla palla fatta uscire dalla qualità di Faulisi, che ha concesso ai suoi di alzare la testa e andare alla metà campo avversario a far male. Una doccia freddissima per la Panormus, che stava attaccando con tutti i suoi effettivi, e adesso si fa dura perché il tempo scorre e si fa sempre più ridotto, ma c'è voglia di andarsi a prendere almeno il pareggio. Capello allontana Faulisi, vediamo quanto assegna il direttore di gara di recupero, ma c'è un altro cambio. Sostituzioni che hanno dato ragione per il momento al tecnico del buon pastore. Questo il gol siglato numero 19 era proprio un subentrato. Esce il capitano. Cottone. Tranquillo, il numero 15 a difendere il proprio risultato. Al momento dice che il buon pastore avrà 3 punti in graduatoria, ma nulla è detto. Fallo laterale, Capello, palla dentro, occasione, provato a calciare Marchese, palla allontanata, non c'è niente per il direttore di gara, però insiste qui Perino, ma è stato falloso il suo intervento nel cercare l'anticipo. Smettila! Intanto il direttore di gara va a parlare col tecnico della Panormus. Ma il match ormai va agli sgoccioli. Adesso si va al lancio lungo. Sale! Dall'altra parte. Salite! Cerca in modo di allontanare la sfera sempre più lontana dalla propria porta, ma la Panormus è ancora lì. Filippo lotta Coppola con Faulisi, scontro tra numeri 8, ne esce favorevole buon pastore, pallone in profondità, occhio perché deve proteggere qui Pressi Giacomo va giù, il pallone uscito, sarà fallo 3 per la Panormus. Pressi Giacomo, pallone respinto, ancora Pressi Giacomo che stavolta va a vuoto col pallone, occhio perché il buon pastore la può chiudere, pallone che finisce tra le mani di Romancini e allora si va al lancio lungo a cercare le punte. Ma è un continuo ribaltarsi di fronte all'azione. Il pastore finalmente è riuscito ad entrare in partita e si è visto. Pallone in avanti a cercare Marchese, Tarantino lucido nell'intervento e a metterla fuori. Pressi Giacomo, fallo laterale, allontanato bene dalla retroguardia, sono gli ultimi sprazzi di gara. Palla in mezzo, allontanata, molto bene da Cordova, ma occhio perché siamo al limite. San Filippo in mezzo a tutti, insiste, va giù, non c'è niente per il direttore di gara. Ha provato un tiro abbastanza smorzato qui, innocito. Adesso il direttore di gara si va a cercare delle condizioni. San Filippo. Cordova. Di Franco esce molto bene in costruzione adesso il buon pastore, pallone poi allontanato in avanti, chiude tutto Di Peri, insiste però la Panormus,
si combinano un pasticcio tra di loro, tra Di Peri e Coppola, ma il pallone finisce direttamente tra Romancini che rischia sulla pressione alta al buon Pastore. Adesso si esterna anche attenti a non farsi chiudere il match. Accelerato, si sta in Kisgrow. Si alza anche il vento, pallone per Marchese che non riesce a controllarlo, il pallone è uscito. Occhio perché il direttore di gara guarda il cronometro, vediamo se segnerà il recupero. Stesso registro, pallone a cercare l'esterno d'attacco, senza risultato però. 4 minuti di recupero assegnati al direttore di gara, ci sono 4 minuti a disposizione della Panormus per pareggiarla, ma conclusione smorzata da parte di Marino. Sufficiente l'intervento di Fiandaca che adesso va a lungo, colpo di testa ancora il giocatore in maglia nera, tira Coppola, lontana in avanti. Molto bravo qui adesso Presti Giacomo, lotta Marino. Giocatore in avanti, pallone allontanato, si va ancora da Marchese, Tarantino si coordina e allontana. Ancora Marchese, Marino prova ad andare via, chiude tutto, qui il 15. Presti Giacomo l'ha battuto questo fallo laterale. Abbastanza evidente che fosse irregolare questa battuta. Presti Giacomo la fa scorrere. Presti Giacomo, palla dentro, pallone ancora fuori. Palla dentro, colpo di testa, non riesce a allontanare molto bene il buon Pastore e allora la Panormus è lì ad attaccare. Marino cerca qualcuno dentro, deve spazzare la palla, si rimane ancora lì, occhio, ma c'è fuori gioco segnalato ai danni della Panormus. Era scattato Marchese un po' prima rispetto a Cordova. Metà del recupero se ne sta andando, sta 2 più qualche istante da giocare. Sarà fallo laterale per il buon Pastore. Dopo questo duello suscitato un po' di polemiche, si entra alla panchina dei padroni di casa. Palla allontanato a Capello, ennesimo campanile di Franco. Pallone controllato da Nocito va a cercare Marchese, arriva alle spalle di tutti Isgro serve Marchese può calciare, occasione per Marchese, allontana Cordova, altro brivido per la retroguardia dei bianchi. Sta arrivando San Filippo a battere questo fallo laterale. Scusate, Presti Giacomo, palla dentro, occhio perché c'è stato un contatto in aria, brivido. Cordova, c'è spazio, ben avanti. Vediamo di chi è, fa laterale per il buon Pastore, tempo utilissimo agli ospiti per far scorrere il cronometro e assicurarsi questi 3 punti. Intanto c'è una spinta, assenza ingenua da parte di Capello, concede praticamente al buon Pastore di finire in attacco. Palla in avanti, manca e c'è calcio di rigore causato da Capello. 8 occasione per chiudere la pratica. E si è subito messo il pallone nel dischetto Faulisi. Il pubblico
stand non è d'accordo con la scelta del direttore di gara, ma la scelta è fatta, ma invece no. Forlisi a quanto pare l'ha lasciato di rigore. Forlisi ha concesso il rigore a Salvo. Parte Salvo, colpita la traversa. Mi sa che il match finirà in questa occasione, fuori gioco, il pallone è entrato ma il direttore di gara ha alzato il braccio, si rimane sul 2-1, vediamo se sarà concessa l'ultima occasione alla Panormus, salgono tutti, palla in avanti, tocco delicato da parte, ma finisce così, nonostante il 2-1, nonostante il rigore sbagliato. Il buon Pastore si porta questi 3 punti a casa. Grazie per essere stati con noi in questo pomeriggio di calcio qui alla Panormus.